Un condominio ad alta tensione degrado. L'ultima segnalazione a Rete Veneta arriva da Vicenza, dove questi cittadini ci avevano chiamati all'incrocio tra Viale Verona e Viale Quintino Sella per chiedere aiuto. Droga, degrado, sporcizia, un allarme che era stato lanciato dai residenti già nel novembre del 2020. Oggi questo allarme ritorna con forza e ritorniamo anche noi di Rete Veneta. Certo, l'allarme ritorna anche perché è stato chiuso un ricovero con 35 senza tetto che ora sono in giro e che ci stiamo ritrovando qui tutte le sere. Qualcuno dorme all'addiaccio proprio qui nei corridoi del condominio, ci sono le foto che lo documentano, ma non solo, c'è anche un problema di spaccio di droga. Noi abitiamo dall'altro lato della strada, abbiamo un parcheggio un po' nascosto, vengono qui a comprare la droga e poi a drogarsi dove noi parcheggiamo le auto, abbiamo i bambini, per cui è molto pericoloso. È molto pericoloso, per questo i residenti chiedono a noi di Rete Veneta di portare la loro voce alle autorità competenti e noi, fedeli alla nostra missione, ci rivolgiamo al questore di Vicenza e gli chiediamo una risposta. Noi stiamo già dando grande attenzione alla situazione di questo condominio e alle zone limitrofe, per quanto riguarda soprattutto le attività di prevenzione e eventualmente di repressione dei fenomeni delinquenziali. Quello che posso assicurare è che, come dicevo, la situazione è ben all'evidenza nostra e da parte mia continuerò ad inserire questo condominio e la zona dove è ospitato tra gli obiettivi sensibili da controllare sistematicamente nell'ambito dei servizi interforze che pressoché quotidianamente poniamo in atto. Bene, ringraziamo il questore per l'attenzione che assicura, ma c'è di più. I residenti assediati dal degrado sul nostro TG chiedevano agevolazioni burocratiche per potersi proteggere con cancellate da droga e bivacchi dei senza tetto. E delle autorizzazioni particolari per poter recintare le nostre proprietà in modo da impedire al massimo l'intrusione di gente che non desideriamo. Cancellate per impedire l'intrusione di gente non desiderata, un appello che viene subito raccolto dal questore. Da parte nostra noi siamo assolutamente favorevoli alla predisposizione di sistemi di difesa passiva, così come l'abbiamo sollecitato in maniera formale anche nei confronti di edifici abbandonati ed altre aree urbane di degrado. Anche in questo caso un sistema di difesa passiva può essere di assoluta importanza e di utilità per evitare che determinate persone possano soggiornare, possano presidiare questi condomini senza averne titolo. Il questore è favorevole ai sistemi di difesa passiva come la recinzione del condominio e il sindaco dà la sua disponibilità ad agevolare l'iter burocratico? E siamo disponibili con gli uffici tecnici a condividere un'eventuale progettazione cercando di capire se si tratta di area privata o area privata aperta al pubblico in maniera tale da superare eventuali difficoltà. C'è la disponibilità, li aspetto presso l'amministrazione comunale per condividere il percorso. Il sindaco di Vicenza dà la sua disponibilità ad incontrare questi cittadini e gli apre le porte del comune. Molto bene, quello che potevamo fare per oggi lo abbiamo fatto. I residenti del condominio Bucintoro hanno ricevuto una risposta. Adesso dalle parole si passi ai fatti.